iniziamo oggi con la quarta conferenza, la terza in realtà dedicata all'argomento che è stato scelto per quest'anno. Oggi ci sposteremo verso animali che così a sentir nominare non danno una buona sensazione, serpenti, draghi e rettili, ma come dice il sottotitolo, animali dalle opposite qualitates, cioè animali che, come ci spiegherà la relatrice di oggi pomeriggio, in realtà nell'arte e nel pensiero antico potevano avere una doppia valenza. La conferenza di oggi è tenuta dalla professoressa Nicoletta Usai, che è docente di storia dell'arte medievale presso l'Università di Cagliari. È in realtà una conoscenza molto familiare per molti di voi, soprattutto per i più assidui e antichi, diciamo, soci dell'associazione, perché fin dall'inizio ha partecipato, fin da quando appunto diciamo, tutto questo gruppo ha preso le mosse da Roberto Coroneo, e infatti ha collaborato proprio con Roberto a tutta una serie di progetti che sono stati fatti insieme ad Antonello Figus, e fino a giungere, come sapete bene, insomma, alla nostra associazione. Conoscete ormai molto bene la storia che ci ha portato fino ad oggi. La professoressa Usai si occupa di tematiche legate alla storia dell'arte medievale, architettura romanica e anche molto delle arti figurative. Ha pubblicato di recente un libro sulla pittura del Trecento, quindi è proprio esperta di tutto quello che è l'immagine e il modo di rappresentarla, e ovviamente tutto il pensiero che c'è dietro all'iconografia, alle immagini che noi vediamo. Non rubo altro tempo alla relatrice e auguro a tutti buon ascolto. Grazie mille, però sì, mi vedete forse non tanto là dietro, ma in realtà non è che dobbiate vedere me, dovete vedere lo schermo, quindi insomma anche se sto seduta. Mi sentite bene dietro? In fondo? Sì? Ok. Grazie mille alla professoressa Martorelli per questa super presentazione. Io mi occupo indubbiamente di immagine, è una delle mie fissazioni da diversi anni, e quindi oggi vi parlerò di questo tema un po', come dire, che dall'aspetto del titolo un po' bizzarro, serpenti, draghi e rettili, insomma animali che non suscitano particolare affezione, se non in casi molto, molto rari, e vedremo che a partire dalla loro connotazione nei bestiari, di cui avete sentito parlare nella prima conferenza del dottor Andrea Pergola, vedremo un po' come sono declinati sia nei bestiari per l'appunto, sia anche in altre collocazioni, quindi anche nell'architettura. Parleremo di Sardegna oggi, ma parleremo anche un po' di Corsica. Ho scelto di fare un confronto fra queste due realtà perché sono due realtà che credo conosciate molto bene, due realtà che sono insomma vicine anche geograficamente, che condividono questa diffusione dell'architettura tra XI e XIII secolo, e vedremo quali sono le differenze fra i due contesti regionali, perché, ve lo preannuncio già da adesso, ci sono delle differenze. Vediamo se va. Ok. Iniziamo intanto da un pensiero, un passaggio di un volume molto famoso di Michel Pastoureau, che è un saggista e uno studioso francese, che è quello che ha studiato una delle personalità che maggiormente si è occupato di bestiari nel Medioevo, e quindi di come questi animali, sia reali che fantastici, sono stati rappresentati in questi volumi, perché questo aspetto dell'animale reale e fantastico è molto molto importante da mettere a fuoco. E dice: a differenza di quanto generalmente si creda, gli uomini del Medioevo non sapevano osservare assai bene la fauna e la flora, ma non pensavano affatto che ciò avesse un rapporto con il sapere, né che potesse condurre alla verità. Quest'ultima non rientra nel campo della fisica, ma della metafisica. Il reale è una cosa, il vero è un'altra cosa. Allo stesso modo, artisti e illustratori sarebbero stati perfettamente in grado di raffigurare gli animali in maniera realistica, eppure iniziarono a farlo solo al termine del Medioevo.
Cosa vuol dire? Che loro erano perfettamente capaci di rappresentare un serpente come era, ma scelgono di rappresentarlo in maniera diversa, e vedremo anche perché. Dal loro punto di vista, infatti, le rappresentazioni convenzionali, quelle che si vedono nei bestiari miniati, erano più importanti e veritiere di quelle naturalistiche. Quindi non avevano nessun interesse a rappresentare un serpente per come era, per come se lo vedevano strisciare in mezzo ai piedi, ma lo rappresentavano per come doveva essere la figura simbolica che, come ci preannunciava la professoressa Martorelli, poteva avere diversi significati e diverse connotazioni. Quindi dal loro punto di vista, infatti, le rappresentazioni convenzionali, quelle che si vedono nei bestiari miniati, erano più importanti e veritiere di quelle naturalistiche. Per la cultura medievale preciso non significa vero, e questo è, diciamo, un punto di partenza che ci consente di introdurre l'argomento di cui appunto già avete parlato con il dottor Andrea Pergola dei bestiari. I bestiari erano, insomma, lo diciamo per chi magari non c'era, o come dire, per rinfrescarci la memoria, erano queste opere che raccoglievano questa sorta di catalogo, ecco, di animali che erano sia animali reali sia animali fantastici, cioè animali che erano la fusione di tanti tipi di animali diversi messi insieme. Questi animali, ciascuno di questi animali aveva delle proprietà, aveva delle caratteristiche ed era connotato in un certo modo, aveva un'accezione particolare. L'uomo medievale utilizza questi animali proprio per trasmettere dei significati a coloro che guardavano. Questo è un aspetto molto importante, perché il bestiario è sicuramente, diciamo, il catalogo da cui si sceglieva l'animale, ma poi la raffigurazione finiva, come poi vedremo, nei capitelli delle chiese, nelle decorazioni delle facciate, nelle lunette dei portali. Ecco, è molto importante, e lo vedremo, mettere a fuoco il punto in cui questi animali venivano rappresentati, perché il punto in cui erano rappresentati si collega al significato che avevano. Quello che per noi oggi sembra così un po' fumoso e magari poco chiaro da comprendere, in realtà per l'uomo medievale era assolutamente evidente e chiaro, perché era ben noto quali fossero i significati di questi animali. E quindi questi significati simbolici erano attribuiti a questi animali fantastici o reali, sia per le loro caratteristiche, sia anche per le loro, diciamo, per il loro carattere, per le loro azioni. E quindi l'animale fantastico reale è, diciamo, in persona se stesso, ma è anche figura di un altro concetto, cioè simboleggia un altro concetto. Usiamo questo termine, diciamo che un animale è figura di un'altra cosa, cioè ne rappresenta un'altra. Fra l'altro vi faccio notare questa miniatura che ho messo, che è un tema abbastanza particolare, che non ho trovato tanto frequentemente, ed è la rappresentazione di Adamo che dà il nome agli animali. È molto interessante perché, come vedete, questa figura potrebbe trarci in inganno, potrebbe sembrare un'altra figura, potrebbe sembrare la figura di Gesù, e invece non lo è, intanto perché non ha l'aureola, tanto per incominciare. Vedete che lì, no, li sta nominando. Ne vedremo un po' di queste immagini un po', diciamo, non tanto frequenti. Ecco, ovviamente altro punto di riferimento fondamentale per la cultura dell'uomo medievale era la Bibbia. Questo evidentemente. Nella Bibbia troviamo citati tanti animali fantastici che diciamo ricadono nel nostro gruppo, quindi nel gruppo generico dei rettili, chiamiamoli così per generalizzare. E quindi nella Bibbia troviamo citati il basilisco, poi lo vedremo, ne parleremo dopo, il Leviatano, mostro tremendo, mostro marino, questo Behemoth, un mostro terrestre, un parente del Leviatano, il Leviatano è marino, quest'altro invece è un mostro terrestre, e poi il drago a 7 teste dell'Apocalisse. Insomma, questo solo per dirne alcuni. Vedete, anche in questo caso vi ho messo delle immagini a corredo, soprattutto dalle immagini in basso. Vi rendete conto come abbiamo, questa è una miniatura tratta da uno dei bestiari più importanti che abbiamo. Vedete che abbiamo diversi animali reali,
quindi insomma animali che hanno un riscontro nella natura, e anche qualche animale un po' strano, che è un po' un serpente, un po' un drago con queste ali, ma ne vedremo anche veramente di bizzarri. Ecco, e partiamo da quello che è il più problematico in realtà, cioè il serpente. Sicuramente è nell'immaginario medievale il serpente è uno di quegli animali molto molto iconici. Perché dico così? Perché è uno di quegli animali che troviamo rappresentati in tante scene, ne vedremo diversi esempi. È un animale, come diceva il titolo, dalle opposite qualitates, nel senso che da un lato è identificato come il maligno. Nel peccato dei progenitori il serpente è quello che fa cadere in tentazione Adamo ed Eva, quindi insomma più maligno di lui non ce n'è. D'altro canto però il serpente perde la pelle, e questo fatto di perdere la pelle è un sintomo di rigenerazione, di rinnovamento, quindi non è proprio sempre connotato come maligno, anche se poi vedremo le casistiche che vi proporrò. Quasi sempre è, poveretto, visto come il portatore del peccato, sempre o quasi sempre abbinato alla donna, naturalmente, perché non sia mai che sia, vabbè, piccola parentesi così, insomma, tanto per dire. Fra l'altro serpente che a volte viene rappresentato addirittura col volto di donna, proprio al top dell'esecrabilità. E quindi vi dicevo, da un lato a volte viene investito di significati positivi, a volte addirittura simbolo di Cristo, per quanto strano possa sembrare, come il leone. Poi lo vedrete nella prossima conferenza. Anche il leone è un animale che a cui viene attribuito in maniera ambivalente il significato sia positivo sia molto negativo a seconda del contesto. Questo è molto importante, cambia il significato di questi animali a seconda del contesto in cui li mettiamo. Tuttavia nel cristianesimo prevale sicuramente, ve lo dicevo, l'accezione negativa di questo povero serpente, insomma. Qua ne vedete due esempi. Guardate qua questo bizzarro serpente con le orecchie a punta, e qua anche se abbiamo le ali, però di fatto un serpente è proprio raffigurato nel momento di passaggio in cui perde la pelle vecchia. Vedete che passa in questa sorta di come dire, di quasi la cruna di un agono, lui passa all'interno e perde la pelle. Ecco, il termine serpente però, ve lo dico subito, è troppo generico, perché ce ne sono diversi tipi di serpente. È un po', lo vedremo dopo, un po' complesso anche capire di che serpente si parla, perché con la parola latina di serpe si definisce in realtà tutta una serie di animali vari che vanno dal verme al serpente vero e proprio, quindi insomma non è facilissimo. Tra questi ne vediamo alcuni, ne vedremo alcuni. Uno di questi è lo scitale, animale ovviamente leggendario che incanta le persone col suo sguardo, cioè le persone si fermano a guardarlo incantate e lui zac, le attacca e le ammazza. Quindi così c'è lo stupore del passante o della stante, insomma, che lo guarda e dice: oh, come sei bello. Sarebbero questi due, quindi insomma magari tanto belli non sono, però ecco, lo dicevamo, la questione è relativa al serpente, si porta un bel po' di ambiguità, molte ambiguità. Intanto lo dicevamo, la parola serpente o la definizione serpente in realtà raggruppa tanti esseri diversi, che vanno appunto dai vermi ai basilischi ai draghi, vengono tutti definiti con il termine serpens o reptilia, cioè questo grande contenitore in cui ci sono diverse cose. Ecco, e poi anche dal punto di vista non solo linguistico e terminologico, ma anche dal punto di vista iconografico, quindi dal punto di vista del modo in cui viene rappresentato questo serpente, ci sono diverse ambiguità. L'abbiamo visto prima, abbiamo visto un serpente che però aveva le ali. Sappiamo che non esiste un serpente con le ali. Anche in questo caso, guardate qua, questa è un'iconografia molto interessante di questo serpente che mette la sua bocca nella bocca dell'altro serpente e
qua dalla pancia escono altri serpenti, vedremo poi il significato di questo, lo troveremo dopo. Tutto chiaro fin qua? Ok. Quindi lo dicevamo, però al di là delle questioni dell'ambiguità e del fatto che con una definizione si possono individuare tanti tipi di animali diversi, e tuttavia, insomma, lo sappiamo che il serpente è associato al peccato originale, quindi all'episodio biblico di Adamo ed Eva, che vedete qua rappresentato in una miniatura, col nostro serpente che porge il pomo a Eva, e Adamo qua che insomma si copre perché appunto si rendono conto di essere nudi nel momento in cui compiono questo atto. E come vi dicevo, l'abbiamo detto, la miniatura è un po' il catalogo da cui poi si traggono gli spunti per le arti più, diciamo, le arti monumentali. Quindi spesso i codici miniati viaggiavano perché erano di facile movimentazione, servivano proprio come libro di modelli. E quindi qua vediamo, siamo al Duomo di Modena, la cattedrale di San Geminiano, è uno dei rilievi della facciata che è stato fatto da Viligelmo, dallo straordinario scultore Viligelmo. Proprio qua vedete all'estrema destra mia il peccato originale, ancora una volta il nostro serpente attorcigliato all'albero che porge il frutto proibito a Eva. Ecco, però, lo dicevamo, non c'è solo lui, abbiamo anche il basilisco. Il basilisco è una storia strana, perché intanto è un incrocio fra un serpente e un gallo, e quindi ha la coda del serpente. Vedete qua? La testa del gallo con la cresta. La cresta è importante perché è come se fosse una corona, una sorta di corona. Il basilisco, come dire, impersona il potere malefico del male, è proprio uno di quegli animali esecrabili all'ennesima potenza. In questo caso è sempre negativamente connotato. Tra l'altro re dei serpenti, perché la parola basilisco al suo interno ha la radice greca di basileus, che vuol dire appunto sovrano. Il basilisco che ha come caratteristica lo sguardo, ancora una volta, lo sguardo che uccide, cioè bisogna evitare di guardarlo negli occhi, e ha come nemico principale la donnola, che vedete qua. La donnola che è sempre o spesso rappresentata nell'atto di mordergli il collo. In questo modo muore il basilisco, ma ahimè muore anche la donnola, perché viene, come dire, in qualche modo contaminata dal basilisco. Ecco, interessante la leggenda diciamo, collegata alla nascita di questo animale, che si racconta fosse nato da un uovo di un gallo vecchio, deposto sul letame, covato da un rospo. Quindi una cosa repellente in maniera assoluta, in maniera totale. Bella conferenza questa, proprio una di quelle che mi ricorderò con più gradevolezza, molto meglio quella dei campanili dell'anno scorso. Quindi insomma questo basilisco che è nato dall'uovo del gallo vecchio, deposto nel letame, covato da un rospo, vedete qua in quest'immagine, purtroppo io ve l'ho coperta intelligentemente con se riesco a tornare indietro. Va bene, non ci riesco. Ah, ok, eccolo qua. Però forse posso fare così, col puntatore. Ok, meglio così. Vedete, qua abbiamo lo sguardo del nostro basilisco, abbiamo qua il povero uomo morto e la nostra donnola che cerca di abbrancarlo. E in questo caso vedete molto bene la sintesi iconografica del basilisco, che è come un gallo con la coda del serpente, in sostanza, no? In soldoni. Ecco qua, vedete, un'altra miniatura senza scritte sopra, quindi la possiamo vedere bene.
vedete la donnola che proprio abbranca a zanna, diciamo, il basilisco, che ha questa caratteristica di avere sempre gli occhi molto ben visibili, no? Quindi vedete anche come diciamo la caratteristica o l'accezione dell'animale viene sempre valorizzata o evidenziata. E poi c'è il drago. Abbiamo detto che insomma con queste denominazioni il basilisco è ben chiaramente individuabile. Tra serpente e drago ogni tanto si fa un po' di difficoltà a individuarli. Ecco, per l'uomo medievale il drago esiste, non avevano tanto la percezione che non ci fosse, che non esistesse. È come se fosse un gran serpente, in sostanza lo individuano come un serpentone alato, e nell'immagine medievale è spesso abbinato all'elefante. Il drago, come dire, si attorciglia intorno all'elefante, come il peccato si attorciglia intorno all'uomo e cerca di ucciderlo, di portarlo sulla cattiva strada. È spesso abbinato l'elefante che simboleggia il bene e il drago invece che simboleggia ovviamente il male. Ecco, anche qua lo vedete bene, è un'altra miniatura diversa, ma come vedete dal punto di vista iconografico lo schema è esattamente lo stesso. Cioè c'è l'elefante e il drago che è attorcigliato, il drago che peraltro lo vediamo, a questa parte qui, no, di ali che si vedono, un po' di zampe, però se non lo notassimo ci sembrerebbe un serpente. Torniamo sempre a questa ambiguità, a questa difficoltà di individuare. Ecco, lo dicevamo, proprio la rappresentazione del drago che si attorciglia intorno all'elefante simboleggia proprio la difficoltà anche del cristiano nel cammino verso il paradiso, verso comunque la beatitudine, che deve comunque fronteggiare il peccato che in maniera un po' insinuante, ecco, si frappone fra il cristiano e il paradiso. Ecco, e questi nostri rettili vengono ovviamente inseriti anche in contesti iconografici che non sono soltanto quello del peccato originale, ma anche in altre tipologie di scene. Io ve ne ho portato due che mi sono piaciute. Uno è questa iconografia di Cristo che calpesta le bestie. Non è molto frequente, almeno io non l'ho trovata tanto spesso, e in effetti è una variante del Cristo trionfante. Più o meno è sempre la stessa questione, cioè è Cristo che trionfa e schiaccia coi suoi piedi diversi tipi di bestie. Fra l'altro qua, se notate, abbiamo la nostra quota di rettili, come sempre, però vedete che abbiamo anche un leone. E questo per proprio significare l'ambivalenza a seconda della situazione, della posizione di questi animali, dei nostri animali. Ecco, anche questa foto è un po' bruttarella, scusatemi, non ne ho trovato una migliore, ma abbiamo sempre una miniatura, e questo è molto sensibile a questo touchpad, per quello che ogni tanto vado avanti, dal Salmo 91, che dice: calpesterai il leone e la vipera, il giovane leone e il drago calpesterai sotto i piedi. Quindi il Salmo è questo, ed è un po' il filo iconografico di questa scena. Anche in questo caso vedete Cristo vestito con l'armatura, con la lancia, da un lato c'è il drago, dall'altro c'è il leone. Ecco, e poi l'abbiamo detto, cercando un po' di farvi vedere cose un po' strane, insomma, iconografie un po' diverse, immagini poco consuete, c'è anche da dire che in Francia, per esempio, è molto diffusa questa raffigurazione, quella che viene definita femme au serpent, cioè la donna con i serpenti, ovviamente. E in questo caso vedete la donna che allatta i due serpenti. Anche l'uomo c'è ogni tanto, ma molto meno diffuso, ovviamente. E dopo questo preambolo di una ventina di minuti, cerco di essere un po' più rapida, passiamo ai nostri casi.
Allora, vi dico subito che i rettili non hanno attecchito nell'architettura medievale sarda, non più di tanto, non quanto sono presenti in Corsica. Quindi il primo dato che vi dico mi ha sorpreso è questo, cioè ci sono alcuni serpenti, però in Corsica ce ne sono molti di più, cioè li utilizzano molto e li utilizzano proprio con schemi iconografici interessantissimi che come dire, si dipanavano nelle facciate o nei prospetti esterni delle chiese. Però qualche serpente c'è anche qua, qualche drago c'è anche qua, quindi adesso ve li faccio vedere. Partiamo da San Pantaleo di Dolianova, una chiesa costruita in diverse fasi, siamo tra XII e XIII secolo, già chiesa cattedrale, chiesa interessantissima per tanti motivi, che ha nel portale principale questo bel architrave in pietra calcarea con un serpente, anzi due serpenti veramente, tra canne e palustri, e anche un rospo. Qua. Aspettate un po', ve lo faccio vedere, ecco qua. Qua abbiamo questi due animaletti che sembrano due rospi, abbiamo i nostri due serpenti, abbiamo l'acqua e poi le canne palustri. Ora, su questo architrave tanto si è scritto, un filone di ricerca, di critica ha detto che era stato fatto nella fabbrica, coerentemente con la fabbrica della chiesa, e quindi era medievale, del XII-XIII secolo. Però giustamente la dottoressa Nicoletta Zucca, che ha studiato proprio questo architrave, ha fatto una serie di considerazioni molto giuste, in cui dice vabbè, però il tipo di rilievo è un po' diverso, guardate anche il resto degli animali che sono rappresentati, fra l'altro vedete i leoni rampanti da una parte, insomma, guardate qua, ci sono i due leoni, i nostri due leoni rampanti, qua c'è l'aquila, insomma, tutto c'è tranne che serpenti o draghi. Insomma, la dottoressa Zucca ha detto, a mio avviso questo architrave non è stato fatto quando è stata fatta la chiesa, ma è un pezzo di reimpiego, cioè è stato riutilizzato e ovviamente era più antico. E perché hanno utilizzato questo architrave con i serpenti? Perché il serpente fa parte della storia del santo titolare della chiesa, di San Pantaleo o San Pantaleone, che è un santo medico che come miracolo salvò un bambino dal morso di un serpente. E quindi questo potrebbe essere un caso di riutilizzo di un pezzo, rifunzionalizzandone anche il significato. Un caso estremamente interessante, cioè loro hanno questo pezzo con un serpente, un pezzo probabilmente di età romana, verosimilmente di età romana per il livello qualitativo, e lo riutilizzano per dargli un significato cristiano nello schema della facciata. Fra l'altro, perché scelgono di metterlo nell'architrave del portale principale? Perché era la porta d'ingresso dei fedeli, quindi questi passavano attraverso il portale e, come dire, nell'entrare in chiesa, un po' come succede nella chiesa di Santa Giusta, no? Che ha i leoni affrontati per le terga, ecco, il fedele, entrando nel portone della chiesa, nell'ingresso principale, lascia un po' i suoi peccati, con animo ci si augura più pulito, entra per assistere alla liturgia. E quindi questo è uno dei casi. Caso numero 2, San Ranieri di Villa Massargia, una chiesa molto interessante. Stiamo sempre nel XIII secolo, lo possiamo capire dall'utilizzo soprattutto di questo modo di fare le foglie d'acqua così aguzze e ricurve, che troviamo per esempio anche a Trattalias, insomma in quelle chiese che iniziano a, come dire, essere un po' stanche, ecco, di questo modo di costruire, e quindi si utilizzano gli stessi schemi decorativi, gli stessi schemi in maniera un po' ripetitiva. Abbiamo questo frammento, questo inserto, ecco, che vedete sotto l'oculo, Eva col serpente. Vedete, qui abbiamo altri animali, abbiamo dei felidi, qui abbiamo dei tralci di vite, li vedete? Più o meno, non tanto. Eva col serpente la vedete? Qua. Ve
la faccio vedere un attimo, è qua. La nostra Eva col serpente, che vedete qui giù, è rappresentata sdraiata con il serpente diciamo proteso di fronte a lei, che come al solito le porge il frutto proibito. Ecco, questa iconografia, questo modo di rappresentare questo tema, mi ha ricordato un capitello che avevo visto, anzi un decoro di una chiesa francese. Questo fregio fatto da uno scultore medievale insomma, molto quotato, di questo Gislebertus. Siamo nel XII secolo, poco prima della metà più o meno, e vedete proprio lo stesso modo di rappresentare Eva sdraiata con il serpente attorcigliato. Lo vedete qua, lo vedete anche qua e anche qua. Ecco, secondo me lo schema è lo stesso. Anche in questo caso notate che questo riferimento è in facciata, cioè nel punto più importante della chiesa, ovviamente dopo l'abside, però il punto più visibile, diciamo, quello che tutti avevano sotto il naso. E poi lasciamo il serpente, andiamo al drago. Altro caso celeberrimo, uno dei 4 leoni stilofori che sorreggevano il pulpito di Guglielmo, che oggi si trova smontato all'interno della cattedrale di Cagliari in controfacciata. Questo pulpito, questo pergamo, è arrivato in Sardegna nel XIV secolo, ma è stato fatto alla metà del XII da questo maestro Guglielmo e dalla sua bottega. Era una cassa, verosimilmente una cassa rettangolare con colonne e questi 4 leoni che sorreggevano tutto il pulpito. Poi è stato smontato, è stato collocato in un altro posto e questi 4 leoni sono stati messi alla base del presbiterio della cattedrale di Cagliari. Uno di questi 4 leoni è questo che vedete, che adunghia il drago. E qua c'è proprio la rappresentazione molto chiara di come questi animali avessero dei significati diversi a seconda del contesto, tranne che i nostri serpenti, poveretti, che sono quasi sempre stigmatizzati come diciamo figura di Satana. Però in questo caso vedete che il leone, da bestia schiacciata nell'iconografia precedente, passa a invece figura di Cristo che abbranca il drago. Questa era la conformazione del pulpito, secondo alcuni, diciamo secondo alcuni perché anche sul pulpito di Guglielmo è stato scritto tanto, ma ancora la parola definitiva non c'era. Ecco, e qua sono i nostri leoni, i 3 dei 4 leoni stilofori. Il nostro leone col drago è qua, coperto da questo lettorile marmoreo, ma vedete anche gli altri 3 leoni hanno diversi animali, e anche un cavaliere con la sua cavalcatura. Anche questo dal punto di vista iconografico andrebbe un po' ristudiato, rivisto, il significato di questi 4 leoni. Però non parliamo soltanto di scultura, vediamo anche qualche serpente, non tanti, devo dire la verità, in pittura. Qua siamo a Bosa, Nostra Signora del Sostegno Altos, cappella del castello di Serravalle, ciclo pittorico del XIV secolo, più o meno alla metà, e il nostro serpentello, ve lo faccio vedere, lo vedete qua, quella che sembra una cordina, in realtà è un serpente che entra nelle viscere di questo povero disgraziato. Questa rappresentazione è una rappresentazione molto nota, si chiama L'incontro dei 3 vivi e dei 3 morti. I 3 vivi sono questi signori qua. Questi 3 sono questi 3 principi, questi 3 signori che si narra facevano una passeggiata allegramente, tutti felici e contenti, e a un certo punto incontrano un monaco che li stoppa, li ferma e gli dice, dice loro, guardate che voi adesso siete tutti contenti, ma poi tornerete polvere così come siete stati. E quindi
fa vedere loro tre avelli con 3 cadaveri in diversi stati di decomposizione, come monito, come memento mori. E quindi li vediamo, no? Tutti e 3, c'è quello appena morto, quello morto da un po' e quello morto da molto. In quello di mezzo ovviamente c'è il serpente che proprio si infila insieme anche al topo, che è da qualche parte, eccolo qua, vedete il topo? C'è il topo e il serpente che si infila nelle viscere e le mangia. Sì, veramente. E poi sempre nella stessa chiesa, ma in controfacciata, abbiamo invece un'iconografia più classica, diciamo, o più nota, se è anche più diffusa, cioè San Giorgio che uccide il drago. Però vediamo il nostro bel drago fatto proprio, diciamo, bene, quindi insomma abbastanza realistico, se torniamo alla frase iniziale di Pastorò. Ecco, però in Sardegna io sono anche andata a vedermi i peducci delle chiese, i capitelli in posta. Ci sono tantissime protomi d'Ariete, moltissimi leoni, molte protomi antropomorfe, quindi molti volti umani, buoi, qualche cane, però serpenti veramente devo dire che non ne ho trovato, però magari i miei colleghi in platea che hanno anche una conoscenza del territorio molto capillare mi potranno dire se me ne sono dimenticata qualcuno, ma ripeto, non ne ho trovati. Invece, come vi dicevo, ho notato che in Corsica ce ne sono veramente tanti e iniziamo a vederli. Alcuni di questi sono molto interessanti. Quanto ho parlato? Ok. Partiamo da Santa Maria Assunta a Saint-Florent, cattedrale del Nebbio. Siamo nel XII secolo, monumento straordinario di qualità eccelsa. Come vedete il portale d'ingresso che è questo, ha due capitelli di lesena che hanno rispettivamente da un lato un leone, apparentemente dalla criniera, e questa coppia di serpenti che però non ha nessuna caratteristica, cioè non sono attorcigliati tra loro, come invece vedremo ricorre in diverse altre chiese, non hanno altri animali che li assaltano o non assaltano a loro volta, non si mordono la coda. Quindi vi devo dire che mi hanno lasciato un po' perplessa, cioè mi sono chiesta questi 2 serpenti arrotolati uno a fianco all'altro che cosa potessero significare. In contrapposizione al leone o in abbinamento al leone, tornando al discorso che spesso il leone e il serpente sono abbinati con accezione negativa. Quindi potrebbe essere un monito, sempre il solito monito per chi entra in chiesa. Però vedete che invece ci sono altri casi in cui il senso è molto più chiaro. Il romanico in Corsica è da questo punto di vista, soprattutto in alcuni monumenti, molto ricco dal punto di vista iconografico, e la chiesa della Trinità e San Giovanni Battista di Arenio è uno di quei casi in cui vediamo veramente una ricchezza incredibile di motivi, a partire da Adamo ed Eva, che vedete sono qua giù. Poi abbiamo tanti animali, abbiamo i nostri serpenti qui sopra, poi li vediamo più da vicino, e addirittura al colmo della facciata abbiamo lo spinario. Quindi immaginatevi anche questa citazione veramente notevole. Ecco qua, vediamo questi nostri serpenti che, come vedete, hanno delle caratteristiche ben precise, cioè sono attorcigliati tra loro e poi hanno 2 teste, una da un lato e una dall'altro, cioè non hanno testa e coda ma hanno testa e testa, e a loro volta si arrotolano tra loro. Ecco, questo tipo di serpente si chiama anfisbena, cioè dotato di 2 teste che in egual misura possono mordere e che
come dire, impongono a questo serpente un movimento circolare, simbolo di pericolo doppio, quindi già da solo è insidioso, in due attorcigliato ancora di più. Come vedete questa lunetta di questa bifora si inserisce in una facciata dove ci sono ancora una volta i nostri progenitori. Quindi ancora una volta diciamo l'intento è quello di, a mio avviso ovviamente modestamente, di fungere da monito per coloro che entrano nella chiesa, ammonimento. E altra grande ricchezza a San Michele di Murato. San Michele di Murato, anche questa celeberrima, insomma un edificio straordinario con questo campanile in facciata così particolare che imposta su questi due grossi pilastri a base circolare, insomma un monumento straordinario anche per la bicromia e per tanti altri motivi. Anche in questo caso in facciata ci sono diversi rilievi, ma in realtà qua non sono solo concentrati nella facciata ma anche nei lati, nei perimetrali, e ne abbiamo addirittura due archetti di monofora. In un caso abbiamo il solito tema del serpente e del frutto proibito. Eva, serpente, albero e frutto proibito. Ok. L'altro invece ha il motivo che abbiamo già visto, dei due serpenti attorcigliati, sempre con due teste, una da una parte e una dall'altra, ma che vengono aggrediti da uccelli. Rivediamo qua. Io ho scritto vipere col punto interrogativo perché la vipera nel bestiario medievale viene sempre aggredita e attaccata dall'aquila. E quindi ho pensato, magari queste, un po' stilizzate, un po' schematiche, potrebbero essere delle aquile. Ma insomma è abbastanza evidente la connotazione negativa di questi serpenti, no? Che vediamo con i denti fuori, tanti denti fra l'altro. E poi andiamo avanti, come vedete siamo sempre cioè queste immagini sono sempre collocate in punti molto visibili. Fra l'altro non l'ho detto, ma forse giova a dirlo, ecco, come vedete in entrambi i casi abbiamo paramenti murari molto lisci, molto sobri, e questi decori che spiccano in maniera importante. Ecco, dicevamo, andiamo avanti, Santa Maria di Rescamone, abbiamo una lunetta erratica, quindi una lunetta che non sta più nella sua sede originaria, ma è là accanto ai resti della chiesa. Quindi ancora una volta una lunetta, ancora una volta un punto importante dello schema dei portali, e qua abbiamo l'uroboro, cioè il serpente che si morde la coda. Lo vedete qua? Qua abbiamo la testolina un po' consumata e qui abbiamo la coda. Anche in questo caso abbiamo sempre questo movimento circolare e il significato della rigenerazione. In questo senso la collocazione nella lunetta del portale ha un senso molto preciso, cioè tu entri in chiesa e questo atto di ingresso nello spazio della chiesa ti porta a rigenerarti, a purificarti, a pulirti dai peccati. E per chiudere, ma ne ho portati un po', ma ce ne sono molti altri, diversi altri, andiamo a San Quirico di Cambia. Anche in questo caso abbiamo sempre le lunette che sono, vedete, che ci catturano la nostra attenzione, perché lo vedete sono in questo paramento estremamente liscio. Ancora una volta abbiamo il tema del serpente con i progenitori, quindi il peccato originale, e invece nell'altra lunetta, quella che vi ho portato qua, tra l'altro sotto questo motivo ancora che un po' richiama, no, l'attorcigliamento, abbiamo l'uomo che uccide il serpente, così non se ne parla più. Ecco, per concludere
concludere, però lasciamo questa immagine, per concludere vi dico alcune riflessioni, un paio di riflessioni che ho fatto preparando questa conferenza. Vi devo dire che pur insomma, avendo una buona conoscenza dei temi iconografici e anche del nostro patrimonio insomma, architettonico sardo, non mi ero mai accorta di questa differenza. Effettivamente è una differenza che mi è saltata molto agli occhi, cioè in Corsica hanno utilizzato veramente tanto questo motivo iconografico e gli hanno dato tanto risalto, facendone quasi un filo conduttore almeno di alcuni dei monumenti più importanti tra XII e XIII secolo. E invece in Sardegna non è così forte, non è così predominante, c'è decisamente un richiamo ad altri tipi di animali. Come vi dicevo, quello che ho notato preparandolo è che ci sono veramente tanti leoni, tanti leoni, e quindi mi sono chiesta se anche questo avesse un senso, cioè se ci fosse un motivo anche contingente o contestuale che abbia portato a prediligere un certo tipo di raffigurazione in luogo di un'altra. Non mi sono data una risposta ovviamente, però insomma spero di avervi fatto conoscere cose che non conoscevate. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicoletta. Adesso viene la parte più difficile, perché finché vai tranquilla nessuno ti dice nulla, ma è stata anche oggi una relazione molto interessante che penso che abbia suscitato in parecchi di voi anche delle domande o dei quesiti che, nonostante insomma le spiegazioni che ci ha dato Nicoletta, qualcosa magari è rimasta così in sospeso. Per esempio hai continuato a rimarcare il fatto che sono presenti in Corsica e sono presenti in numero molto minore in Sardegna. La domanda che viene spontanea è: a cosa pensi che sia dovuto? Alla scuola artistica magari francese, cioè di chi progettava le chiese in termini teologici, diciamo, di ricorso alla Bibbia, o alle presenze degli stessi animali? Magari Sardegna notoriamente non ci sono le vipere, è l'unica regione italiana a quanto pare dove non ci sono le vipere, e magari ci sono in Corsica, quindi è un motivo più di richiamo al contesto naturalistico del territorio, o un discorso teologico richiamato dove magari la chiesa francese andava a battere più su alcuni elementi, quella sarda magari che si rifà poi alla Toscana, come sappiamo, alla Liguria eccetera, un po' di meno. Intanto voi preparatevi le domande, visto che ha finito presto la facciamo un po'. Non volevo annoiarvi, se no mi sarei dilungata ancora di più. No, è una bella domanda, è proprio quello che dicevo in conclusione. Da un lato, in generale credo che l'aspetto contestuale, cioè quello che avevano davanti al naso, in qualche modo comunque orientasse, cioè se c'erano delle tipologie di animali che avevano sotto il naso, può essere che insomma li conoscessero meglio, ecco. Dall'altro però credo che siano proprio motivi iconografici e di scelte di progettazione, ecco, più che il fatto che magari non ci fossero i serpenti in Sardegna e ci fossero in Corsica. Quindi io penso che ci fosse proprio in alcune chiese romaniche della Corsica, chiese medievali della Corsica, c'è proprio un progetto iconografico in tutta la chiesa che è ben delineato e ben studiato, quindi queste rappresentazioni sono funzionali a quel tipo di messaggio, proprio all'ammonimento. Le chiese sarde hanno anche un diverso tipo di rapporto con la scultura architettonica, perché almeno le chiese del XII secolo sono molto, molto sobrie,
cioè abbiamo pochi di questi casi, per esempio i leoni di Santa Giusta, perché li citiamo sempre, perché nel XII secolo è molto raro trovare questo tipo di decorazione, troviamo magari insomma, la stilizzazione o per esempio mi viene in mente, altro caso che viene sempre citato del XII secolo, i capitelli di San Simplicio ad Olbia, dove ci sono queste protomidariete, però sono casi veramente molto rari. Perché? Perché in realtà le chiese del XII secolo si rifanno o sono comunque legate a quello che è il classicismo toscano e quindi si prediligono altri tipi di rappresentazione. Magari nel XIII secolo, dove c'è un po' più di decorazione, ne troviamo di più, però questi serpenti e questi draghi non ci sono. Perlomeno io non li ho trovati, sono andata a vedermi di persona con mio marito anche tutti i peluci di Santa Maria di Utta, perché ho detto qua qualche drago, qualche serpente per forza ci dovrà essere, invece no, niente. Quindi ripeto, credo che almeno nel caso della Corsica sia proprio una questione di messaggio teologico che volevano trasmettere, ben chiaro, insomma. L'altro aspetto, che non è una domanda, è invece, come sapete, il simbolo, il logo dell'Associazione di Itinera Romanica rappresenta proprio un drago stilizzato con la croce, insomma, a indicare che si tratta di un percorso religioso. Uno dei pochi draghi ho visto nella tua rappresentazione, l'unico forse in Sardegna, quindi fra tante bestie raffigurate siamo a scegliere, cioè, chi l'ha ideato. Noi l'abbiamo solo scelto, i grafici che l'hanno ideato hanno scelto appunto l'unico drago presente in tutta la scultura, diciamo così, romanica santa, peraltro anche molto bello, no? Sì, quello è un capitello infatti del XIII secolo, della fase diciamo di San Pantaleo di Dolianova del XIII secolo, che rappresenta il drago dell'Apocalisse per l'appunto, quindi ha diciamo tutto sommato un senso, un suo significato iconografico ben chiaro. Sì, in effetti è l'unico oltre a Guglielmo, almeno mi pare sia l'unico. Ecco, però ripeto, ribadisco, sottolineo, ho trovato interessante, se rivediamo, ripensiamo, riprendiamo per esempio la facciata di Aregno, della Trinità di Aregno, là ci sono proprio tante, cioè come se fosse una mappa con tanti punti di interesse, poi ben messi, ben studiati, anche dal punto di vista della simmetria della composizione della facciata, e quindi cioè, mi sembra che ci sia una progettualità, cosa che invece sfugge completamente nell'interpretazione per esempio della facciata di San Pantaleo di Dolianova o anche dei fianchi, dove ci sono tantissimissimi animali, tante raffigurazioni di leoni rampanti, di aquile, di personaggi, e anche lì ci siamo sempre chiesti, senza per il momento darci una risposta, ma questi che significato hanno? Cioè c'è un senso generale, sono raffigurazioni messe là così? Anche là insomma bisognerebbe prendersi la briga intanto di fare un bel censimento di tutti gli animali che ci sono e poi cercare un po', no? Gianni, tu che sei esperto di fotografie e di animali, bisognerebbe fare un bel censimento di tutti questi rilievi, perché qualche lettura è stata data, però sempre un po' così, insomma, non molto, come dire, cioè non complessiva, ecco. A voi, Giorgio. C'è una domanda da casa, che peraltro si ricollega a una domanda fatta al dottor Andrea Pergola al primo incontro. Se riesco. Ma la donnola e i mustelidi non appartenevano agli animali negativi? Così avevo capito nell'incontro precedente. Nei confronti del basilisco sembra avere un'accezione positiva. Lo uccide e muore. Per salvare chi? Ok, sì, come dicevo prima, anche la donnola non fa eccezione rispetto al leone e al serpente.
cioè è un animale che a seconda del contesto cambia di significato, quindi può avere un significato negativo, ma nel caso del basilisco ha il significato positivo di salvare l'umanità dal male, insomma, cioè il basilisco è il re della cattiveria, il re del male, il male assoluto. La donnola sacrifica la sua vita, tra l'altro in figura di Cristo, cioè sacrifica la sua vita, muore per salvare l'umanità dal basilisco. Quindi in questo caso è come l'elefante e il drago, che come dire sono abbinati, hanno una valenza, il drago negativa e l'elefante positiva. Lo stesso è per la donnola, cioè abbinata al basilisco la donnola ha un significato positivo e il basilisco ha un significato negativo. Ok. Sono stata chiara? Ci farà sapere. Vediamo, diteci da casa se sono stata chiara. C'era una mano alzata. Sì. In una sua rappresentazione con i due serpenti e poi dei rapaci, ho visto sulla parte alta a destra la stella di David. Sì, l'ho vista anch'io, non ho fatto. Per cui c'è un rapporto tra questa simbologia cristiana, ebraica e il tema che lei ha trattato? Temevo questa domanda, lo sapevo, volevo tagliarla, ma non mi sembrava simpatico. Allora, io credo che sia una decorazione, cioè c'era uno spazio vuoto, E dall'altra parte, scusi, perché dall'altra parte non c'è. Vede che hanno fatto le volte, le spire, diciamo, di questi serpenti, però qua avanzava questo spazietto vuoto. E come diceva il mio maestro Roberto Coroneo, non andiamo sempre a pensare che ci siano delle cose, insomma, già più complesse di quelle che abbiamo visto. Spesso e volentieri capitava che, come dicevo prima, ci fossero da un lato delle esigenze iconografiche, ma dall'altro anche degli inciampi di cantiere, cioè succedeva che magari nella composizione mancassero o come in questo caso vede che c'era questo spazietto vuoto, no? E quindi io credo, a mio avviso almeno, non ho trovato nessun riferimento che possa farci pensare a qualcosa che non sia una decorazione, ecco. Proprio perché temevo questa domanda mi sono un po' documentata. grazie. A lei. Prego, ci sono altre domande? Un altro serpente c'è, altri due. Lo sapevo. Campanile di San Giovanni di Orotelli. Ah, quello sì, La figurina col serpente al chiedo. quello di cui ha parlato Marco Mangino. Non ho trovato foto però, perché ce l'ha solo lui. È solo lui l'ha fotografata. E lui è già. Ah, lui è già, non ci ho pensato, anche io. Sprovveduta. E poi? E poi dovrebbe essere una formella del Rude di San Nicola di Soglio a Sedini, dove c'è una pantera molto consumata, un serpente, cioè completamente in... Questo di San Nicola di Soglio non lo sapevo, quindi lo mettiamo nella cartella serpente. No, certo. No, quello di Orotelli me lo ricordavo, mi ricordavo di aver visto la conferenza del dottor Mangino, però non ho io foto e non ne ho trovato da nessuna parte e non ho pensato di chiederle a te, mannaggia, ma ci picchia. Allora il significato è quello che hai detto prima, cioè Cristo che Sì, la testa, sì. sono uno. No, anche perché poi nel caso del campanile di Orotelli, se non sbaglio, lo hanno anche spostato, cioè è adesso in una posizione diversa da quella che era la posizione originaria, perché hanno fatto dei restauri e quindi ora praticamente è quasi invisibile se non col drone, e, insomma è abbastanza complicato da individuare. È evidente che non era messo là, cioè questi rilievi erano messi per essere visti e per essere capiti dalle persone, per cui insomma sì,
ripeto, l'accezione è sempre questa, ecco. Come per esempio l'abate Sugerio di Sendai, che era l'abate di Oggi, diciamo che era lui che poi ha deciso come fare le vetrate, come modificare lo spazio della chiesa per far entrare più luce, quindi nel caso c'era questa personalità grande intellettuale, di grande teologo, che ha, come dire, plasmato lo spazio architettonico del significato. Le nostre chiese corse, direi, nomi, in tutto è ben chiaro che ci fosse uno schema teologico, quindi che è dell'opera, e però è molto preciso, molto definito, non c'era nulla di casuale e come giustamente diceva lei non era sicuramente una scelta dello scalpellino, ecco. Lo scalpellino va nella come, ma il cosa è deciso a monte. Grazie. A proposito di questo, qualche anno fa, vedrete, una cosa nella Basilica di Giusta, con questo sacerdote, che chiamiamo perché Don Paolo, il nostro Papa, ripete, fate sempre le conferenze sugli aspetti Posso dire una cosa a proposito? È sicuramente vero che, come vi dicevo, nell'aspetto c'è un'azione. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, dell'interpretazione dell'architettura in senso teologico, bisogna però a volte essere cauti, nel senso che, come dire, valutare l'ampiezza nella in cui si deve trovare la misura che è divisa per 3 moltiplicata per 2, il versetto numero... No, io su questo non sono d'accordo, con grande garbo dissento. Credo che ci fossero sicuramente dei ben precisi e anche delle esigenze di nell'architettonico.
mentre invece almeno lo scalpellino può essere esecutore di certe cose, ecco, a un certo punto, fino a un certo momento, poi inizia ad avere ovviamente una sua piena autonomia. Bene, grazie. La proposta questa ennesima conferenza che ormai da più di 10 anni va a farci. Come vi ho anticipato la volta scorsa, abbiamo allestito un banchetto, potendo allestire un bicchiere insieme ancora e mangiare un dolcetto insieme, quindi siete tutti invitati. Come? Non l'abbiamo tagliata a pezzetti, giusto così non ha solo il significato di dolce per il carnevale. Grazie ancora per la vostra partecipazione, ci vediamo.